La lunga maratona sportiva domenicale di Video Mediterraneo, tutte le domeniche, parte alle 19 e si chiude alle 23. Nello specifico 19-21 penalty, tutto il calcio dilettantistico, dal CND sino al campionato di prima categoria, poi alle 21 parte sala stampa di penalty invece che parla solo ed unicamente di calcio professionistico con il Palermo, il Catania, l'Acragas, il Trapani, il Messina e si chiude la domenica con lo spazio del futsal insieme ad Alessio Patti tra le 22:15 e le 23. Insomma, non perdetevi questa occasione perché seguendo Video Mediterraneo avete veramente la possibilità di coprire tutto il calcio siciliano a 360 gradi con i commenti, gli ospiti, le classifiche, i risultati e chi più ne ha più ne metta. Apriamo sala stampa di penalty, ogni domenica ospitiamo anche un ospite. Oggi ospitiamo Gino Giacchi dell'AIAC, Associazione Italiana Allenatori. Sei contento? Gli allenatori come si stanno comportando quest'anno? Diciamo che sono il delegato all'Associazione Italiana Calciatori. Scusami, è la stanchezza molto vicino all'Associazione Italiana Allenatori perché ho fatto il presidente provinciale, il vicepresidente regionale, ci sono ancora anche perché do sempre una mano agli amici Abisso e Bellomo che salutiamo, tant'è che c'è in corso l'inizio di un corso in questa nostra provincia di Ragusa presso la Scuola dello Sport, il corso di base UEFA B che partirà dal 2 maggio. Quanti iscritti avete avuto? Al 18 giugno. Diciamo che le domande sono in corso, scadranno il 26 aprile, già siamo sui 20-22 iscritti. Gino, ma non ci sono troppi allenatori? Si rischia diciamo di gli allenatori inflazionare questa figura. Sì, gli allenatori si fanno perché si cerca di trovare sempre nuovi entusiasmi anche nel mondo del calcio, perché io vedo che ormai i grossi centri sono esausti perché hanno fatto calcio per tanti anni ad alti livelli e hanno anche tanto investito. Perciò secondo me il calcio ora va cercato nei piccoli centri dove c'è entusiasmo, dove c'è piacere, voglia di fare e anche di investire facendo calcio. E queste diciamo sono le cose positive. Il problema è che non ci sono più sponsor nel calcio, ho l'impressione. Beh, sicuramente c'è anche meno materiale umano. Io ho ascoltato la vostra precedente trasmissione, il penalty dilettantistico, parlavate di giovani, io dico che i giovani lo fanno fin quando sono giovani, dopodiché al raggiungimento del 18° anno d'età con l'impegno universitario, magari vanno fuori sede, sappiamo che l'Università di Catania è maestra nel far scappare i giovani siciliani in altri atenei d'Italia e allora naturalmente questi giovani poi magari vanno a fare l'attività più seria che è quella dello studio, quella dell'avviamento al loro futuro. E allora ecco che mancano diciamo, i calciatori. Però è giusto e concordo con te quando tu dici che i giovani devono essere messi in campo in tutte le categorie, anche perché c'è il torneo nazionale, il famoso ex Barassi, l'attuale Franchi, che naturalmente viene svolto tra le 20 regioni d'Italia con rappresentative che devono utilizzare esclusivamente i ragazzi del 97 e 98. Se gli allenatori o per FIFA o perché vogliono vincere o perché non vogliono mettono quei giocatori, non mettono i giocatori giovani, è normale che non si vada da nessuna parte, vanno a fare le squadre con più esperienze magari perché vogliono vincere sicuramente. Invece così facendo diciamo c'è l'utilizzazione dei giovani che sono quelli che magari per 3, 4, 5 anni possono fare l'attività calcistica. Tra l'altro sta per partire anche un progetto dedicato ai dirigenti sportivi. Sì, ce ne vuoi parlare? Anche perché poi parleremo della festa dell'AIAC. Sì, il Comitato Regionale Sicilia ha indetto un corso per diciamo, direttori sportivi addetti alle società sportive e dilettantistiche e professionistiche perché naturalmente la contabilità, la gestione, il tesseramento deve essere fatto ormai da persone competenti, anche perché c'è stata la dematerializzazione e di conseguenza tutto online, tutto
per mezzo di computers e ci vuole persone che sappiano fare questa attività. Non è stata definita ancora la data, ma a giorni verrà stabilita, in modo che così chi volesse può ancora avere la possibilità anche di iscriversi, no? È stata stabilita la sede, che sarà Nicolosi, Hotel Biancaneve, questo è stato stabilito. Si sta aspettando la chiusura dell'iscrizione per far sì che venga diciamo, calendarizzato, per far sì che il corso abbia regolare svolgimento. Perfetto, poi appena sarete pronti magari lo promozioneremo anche qui noi all'interno di Penalty. Tra l'altro giorno 18 presso Torre del Grifo l'AIAC di Catania sta organizzando questa festa incontro per insomma, festeggiare i 50 anni straordinari di questa associazione, che negli ultimi tempi, Gino me lo confermi, insomma, sta capendo quanto sia importante il consorzio più unito possibile tra allenatori, istituzioni sportive, federazione. Ma mi pare che le componenti tecniche che fanno parte del Consiglio federale della Federazione Italiana Gioco Calcio hanno dato modo di essere presenti e di far notare la propria diciamo, forza. Le ultime elezioni, se non dimentichiamo, mi pare che gli arbitri, gli allenatori e i calciatori erano messi assieme con quel famoso 30% che avevano un loro candidato. Naturalmente il 30 non è tantissimo, ma comunque rappresenta un buon... Ma perché ci sono anche le altre componenti, diciamo, e Lega dilettante, Lega semipro e Lega pro di A e B. Ma naturalmente però hanno dato un segnale di presenza, e che naturalmente vuol dire che vanno difese gli interessi degli attori principali di queste componenti. Naturalmente la presenza di Ulivieri e la sua lunga esperienza diciamo, ha anche un pochettino rivitalizzato o vitalizzato la componente degli allenatori, così come Damiano Tomasi per il suo passaggio ha dato da calciatore è stato un giocatore importante, una nuova vigoria ai calciatori o all'associazione dei calciatori, e naturalmente la classe arbitrale con l'avvento di Nicchi ha sicuramente portato, difeso richieste della propria categoria. Bene, allora, sai che oggi dovrei parlare di calcio professionistico? Ti ho anticipato questa cosa, ma sei preparato, e quindi vorrei sentire tra poco anche il parere su queste squadre siciliane che stanno soffrendo. Posso fare, partendo dalla Lega diciamo pro, semipro, posso fare solo i complimenti al Catania per quello che... No, non anticipare nulla, perché i complimenti che sono dal Catania, insomma, sì, saranno ben contenti di riceverli, però insomma le cose non è che hanno le loro motivazioni. Beh, questo sì. Allora, saluto il ritorno di Antonio Rapisarda. Ciao Antonio. Buonasera Ettore, buonasera agli amici che si sono messi in ascolto e in visione adesso. Perfetto, rifocillato, sistemato dopo questa breve pausa. Ci sono notizie, sì, breve pausa, che però per la siciliana di Serie A non va veramente bene. Ecco, perché questo? Perché c'è l'anticipo, c'è il posticipo Palermo-Lazio, e purtroppo piove sul bagnato per la squadra rosanera. 2-0 per la Lazio, doppietta di Close prima all'11° e poi siamo al 20° del primo tempo. Insomma, piove sul bagnato per la squadra rosanera, peccato, perché era una partita dentro fuori. Ricordiamo che la Lazio ha sostituito l'allenatore, il debutto di Inzaghi in prima squadra, quindi sicuramente la squadra biancoceleste è abbastanza motivato visto il ritiro settimanale. Perfetto, ti ho fermato, hai finito? Sì, no, perché tu sei una macchinetta quando parliamo di calcio professionistico. No, ti dico questo perché con il fatto che il Carpi, insomma, ha perso una partita importante, il Palermo, insomma, giocando in casa dovrebbe approfittarne, e attualmente le cose non vanno per il verso giusto. Anche il Frosinone ha perso una partita immeritatamente, esattamente, ma è una corsa a 3. Vabbè, diciamo. Ok, ti fermo perché facciamo leggere subito i risultati alla nostra Jenny e poi li commentiamo anche con il nostro ospite, perché voglio sentire il suo pensiero su questo Palermo di questa stagione. Jenny. Frosinone Inter 0-1, Sassuolo Genoa 0-1, Chievo Verona Carpi 1-0, Milan Juventus 1-2,
Empoli-Fiorentina 2-0, Napoli-Hellas Verona 3-0, Torino-Atalanta 2-0, Sampdoria-Udinese 2-1, Palermo-Lazio, per come avete già anticipato voi, attualmente 2-0, Roma-Bologna, per la Lazio, scusate, per la Lazio, Roma-Bologna rinviata a lunedì. Beh, più che rinviata, si giocherà lunedì. Va bene, allora la classifica la leggiamo insieme alla nostra Jenny, però già possiamo anticipare che la Juventus con 76 punti, insomma, probabilmente ha già messo quasi una parola fine a questa stagione. Ci leggi la classifica? Juventus 76, Napoli 70, Roma 63, Inter 58, Fiorentina 56, Milan 49, Sassuolo 48, Chievo Verona 44, Lazio 42, Genoa 40, Empoli Torino 39, Bologna Atalanta Sampdoria 36, Udinese 34, Carpi Palermo 28, Frosinone 27, Hellas Verona 22. Adesso pregherei cortesemente la regia di rimettere di nuovo questa classifica, perché insieme a Gino Giacchi voglio insomma avere un parere intanto su questa zona alta della classifica. Grazie alla regia. La Juventus in testa con 76, Napoli con 70, la Roma con 63, però c'è una partita in meno, giocherà appunto domani contro il Bologna. Beh, intanto un pensiero su questa zona alta, però poi sulla zona retrocessione dovremmo aprire una piccola parentesi, perché il Palermo di quest'anno, insomma, mi sa che c'è molta confusione. Zona alta. Allora, zona alta, la Juventus sicuramente ha fatto delle cose incredibili fino adesso, però ancora il campionato non è finito, perché il Napoli lì dietro sicuramente darà ancora del filo da torcere, perché pensi che ce la possa fare ancora? Le sorprese nel calcio possono essere sempre dietro l'angolo, anche se si chiama Juventus. Io ho visto la partita di ieri, nel senso di Milan e Juventus. Non è che il Milan ha giocato male, ha fatto la sua onesta partita. Però in questo momento la Juventus gira tutto. Ha avuto anche la possibilità di passare, di andare in vantaggio, di fare altri gol, però la palla non è entrata, la Juventus alla fine è vinta. Brava la Juventus che mantiene ancora questi 6 punti di vantaggio. Però il Napoli non molla. Il Napoli non molla. È impressionante anche la striscia positiva, sicuramente questo merito di Spalletti per aver cambiato mentalità, modo di giocare, parli della Roma, cultura calcistica della Roma, perché a me non andava bene diciamo, le sortite, diciamolo così, di Garcia a livello nazionale. Però io credo che Garcia forse è stato insomma buttato giù dalla torre forse troppo in fretta, perché insomma si parlava di Garcia in maniera stratosferica fino alla scorsa stagione, quest'anno evidentemente si è preteso molto di più, qualche giocatore non ha reso. Io personalmente oppure c'è qualche cosa che noi non sappiamo. Non mi permetto di giudicare Garcia, perché è sicuramente un tecnico di grandissime categorie, però il fatto di come gestiva la sconfitta o il pareggio sicuramente non era positivo per la reazione, la reattività della squadra. Quasi quasi giustificava la sconfitta. Giustificava la sconfitta, sì, questo è vero, con questo e con l'altro. L'allenatore quando diciamo, la squadra va male si deve assumere le sue responsabilità, deve far sì di ricominciare, riavvolgere. Ho l'impressione che abbia comunque perso la forza dentro lo spogliatoio. Questa secondo me è la giustificazione del fatto che Garcia non abbia poi alla fine reso per il verso giusto. Abbiamo saputo una notizia, ci hai dato insomma, sì, è arrivata una notizia purtroppo che a noi non piace. Diciamo che ci sono stati prima della partita Palermo-Lazio degli scontri fuori dallo stadio fra tifosi della Lazio e tifosi del Palermo. Ci sono stati 3 feriti e 3 arrestati. Credo che di queste cose non se ne voglia mai parlare, e questo credo che getti fango a quello che è il gioco del calcio. Non so se tu sei d'accordo. Assolutamente, poi tu lo sai, noi di penalty quando si tratta di queste cose bacchettiamo tutti senza
nessun colore, cioè queste cose non vanno fatte, chi le fa deve pagare a caro prezzo, con squalifica del campo, squalifica dei dirigenti, multe salate, punti di penalizzazione, anche se spesso e volentieri queste cose vengono dimenticate, l'importante è che si gioca la settimana successiva. Sì, ovviamente noi indistintamente che sia stato a provocare è stato il Palermo, tifosi del Palermo, tifosi della Lazio, non siamo liberamente, ma chiunque... Io come federazione farei subito, intanto 3 punti di penalizzazione a entrambe le squadre, 10 giorni di squalifica a Palermo, 10 giorni di squalifica alla Lazio. Io la penso così. Gino, sono un po' esagerato? No, sicuramente. Però non viene mai fatto una cosa di questo genere. Contro la violenza bisogna essere decisi, duri e determinati. Neanche davanti ai morti noi abbiamo avuto la capacità di sospendere il campionato. Davanti ai morti noi a malapena una settimana, proprio perché non se ne poteva fare almeno, perché ci sono troppi interessi e tutto il resto, mentre invece io avrei sospeso il campionato a tempo indeterminato, quando è successo a Catania il fatto dell'ispettore Raciti, quando qualche tifoso è stato ucciso prima della partita, cioè tutte queste cose la federazione spesso e volentieri le dimentica e invece dovrebbe bacchettare, però purtroppo c'è il calcio scommesse, c'è poca chiarezza anche nel gioco del calcio, perché la Moviola cosa stanno aspettando a mettere questa Moviola? Non lo so, anche per mettere chiarezza, anche perché, Ettore, parliamoci chiaro, i valori del calcio e i valori dello sport sono quelli che vengono meno e riduce quello che è la bellezza di questo sport. Assolutamente, e quando ci sono queste cose in Italia viene tutto messo nel dimenticatoio, mentre invece in qualche altra nazione spesso e volentieri si minaccia di chiudere i campionati. Si minaccia di chiudere. Non ci dimentichiamo che in America, con lo sport più famoso in America, che è il football e baseball, il basket, e anche il basket, hanno sospeso il campionato per 2 anni, perché insomma erano successi dei fatti incresciosi. Vabbè, ok. Sport con un grandissimo... No, sono d'accordo con te, è uno sport con un grandissimo business, anche il football americano col Super Bowl, tantissimo, in America si fermano per lo sport, ricordiamo, 500 milioni di Indianapolis, tantissimo, però è giusto parlare anche che il calcio... Siamo in Italia, caro Antonio. Sì. Allora, aggiornamento, pubblicità e poi parliamo di sempre Serie B. 2-0 per i biancazzurri. Doppietta di Klose. Doppietta di Klose, il tedesco che non si sente l'età per questo grandissimo ragazzo alemanno. Sì. Quindi complimenti a questo ragazzo e complimenti alla Lazio e alla squadra del neotecnico Inzaghi. Ho l'impressione che sia stato un po' rispolverato da Inzaghi, con un ruolo un po' più da centravanti. O sbaglio? Sì, vero, sta giocando molto più avanzato. Non giocava proprio dentro l'area, giocava un po' più indietro. Diciamo che nello spogliatoio si intuisce una nuova aria. Vabbè, in quel di Roma. Vedremo come andrà a finire, sperando che insomma Simone Inzaghi abbia un po' più di fortuna di Filippo. Gino, tu come lo vedi? Beh, sicuramente entrare nella parte finale del campionato, diciamo che mentalmente si può essere anche più liberi, si può anche programmare con più facilità. Però deve avere fiducia da parte di Lotito, non sarà facile per Simone Inzaghi. Se gliel'ha messo è perché sicuramente intanto... Ha fatto bene tra l'altro con la Lazio Primavera. Sì, appunto. Simone ha fatto proprio bene con la Lazio Primavera. Il fatto che le ha dato, diciamo, il volante della prima squadra può essere una cosa positiva anche per il futuro. Speriamo, perché allenatori giovani che allenano squadre importanti, finalmente pian pianino sta cambiando questa mentalità in Italia. Non so se siete d'accordo, un po' di anni a questa parte, molti allenatori quarantenni, anche 38enni, pronti già ad allenare. Cioè, non c'è solo il Re a 21. A parte quello. Vabbè, speriamo non sia un traghettatore. Ma io non credo, dice bene Gino, io non credo che sia un traghettatore, sai perché? Perché di Simone Inzaghi già si parlava anche ad inizio stagione, non c'erano i presupposti per dargli subito la prima squadra, perché Pioli in fondo aveva fatto molto bene, aveva portato la squadra anche a grandi livelli, per cui evidentemente... Poi quando gli obiettivi sono normali, non ci sono grandi obiettivi, diciamo che può essere l'allenatore giovane come Simone Inzaghi. È vero. Allora, Jenny, ci lanci la pubblicità e così poi noi dopo parleremo di Serie B, perché c'è una squadra che sta facendo un campionato meraviglioso. Indovina qual è?
Non lo possiamo dire adesso, Ettore. Secondo me perché non lo sai qual è. Come hai fatto a capire? Vabbè, ho visto il tuo volto disperato. Vi metto in pace io, il Trapani. Il Trapani, Ok, va bene, il Trapani. il Trapani, va bene, dacci la pubblicità, vai. Ricordo ai nostri carissimi telespettatori che possono cliccare un like su Facebook, sulla pagina Sala Stampa di Penalty, dove troverete lì tutto ciò di cui il calcio vero non parla mai. Torniamo solo tra qualche istante e pubblicità. La sala stampa di Penalty la domenica a partire dalle 21, dopo Penalty classico dedicato al calcio dilettantistico, sino alle 22:10, 22:15, poi daremo il testimone ad Alessio Patti con il futsal per questa domenica sportiva tutta siciliana che potete seguire solo ed esclusivamente sul canale 11 di Video Mediterraneo e anche sul canale 823 della piattaforma Sky. Potete anche seguire il tutto attraverso il sito di Video Mediterraneo www.videomediterraneo.it e quindi potete seguirci in tutto il mondo, così come anche in buona parte d'Europa se avete chiaramente il satellitare di Sky. Jenny, sei pronta? Perché adesso ci dai il quadro della Serie B, dove il Trapani, che tu conosci ampiamente, sta disputando un campionato meraviglioso. A te. Avellino Pescara 1-3, Virtus Lanciano, Virtus Entella 1-2, Spezia Novara 1-0, Salernitana Latina 3-2, Livorno Bari 1-2, Cesena Vicenza 1-1, Modena Trapani 1-4, Ascoli Cagliari 2-1, Ternana Crotone 1-2, Como Pro Vercelli 1-1, Brescia Perugia giocherà lunedì alle 20:30. Perfetto, allora la classifica vede in testa questo Crotone con 73 punti e mi sa che c'è ciao per tutti. Mancano 7 giornate, quindi credo che... Meritatamente devo sì, dire. decisamente. Io qualche settimana fa ho conosciuto l'allenatore della squadra allievi del Crotone e mi diceva proprio che tutta la prima squadra sta vivendo un sogno, ma così come anche tutta l'intera cittadina di Crotone stanno vivendo un sogno e sono pienamente convinti che la prossima stagione non sarà una stagione di grande sofferenza, perché hanno un team, una squadra che già da parecchi anni che gioca insieme e che anche in Serie A dirà la sua. Guarda, io ti dico una cosa, sicuramente a Crotone, dopo la partenza di Mister Drago, che è andato poi ad accasarsi a Cesena, non si credeva potesse arrivare questo risultato. Invece Juric, che veniva da un'esperienza in Serie A con il Genoa come secondo, ha stravolto una squadra. Ricordiamo che il Crotone ha una mentalità di giocatori giovani, sì, di far giocare giocatori giovani, anche giocatori delle primavere di altre squadre big come Juventus, Milan e altre, squadre importanti più blasonate, e riesce ad amalgamare bene questi 11 e fare risultato, quindi complimenti, una squadra che ieri ha fatto benissimo. Gino, sei contento di questo Crotone, questa squadra meridionale che sta facendo un campionato meraviglioso? Beh, sicuramente sì, perché intanto mi pare che il Crotone sia nell'orbita della Juventus. Vabbè dai, queste cose non si possono dire. Di partenariato a livello di giovani, a livello di utilizzazione di giocatori e vabbè, cose. E questo ufficialmente non potrebbe essere fatta questa cosa, eh? Beh, il fatto che la Juventus preferisce darlo a Crotone invece di di darle un'altra società... ma se poi il prossimo anno il Crotone va a giocare in Serie A... non è che il calcio è bello perché è vario. Questo perché non si decidono mai di fare le squadre B. Assolutamente. Sarebbe ideale fare le squadre B. Beh, certo, potrebbe essere una cosa positiva, anche se i valori poi potrebbero essere secondari e non principali. Principali. Invece forse è bello così la Serie A e la Serie B e il campionato primavera. Secondo invece, così come tu hai giustamente anticipato, io devo dire che il Trapani è quello di Morace, non è quello dei calciatori dei tecnici, perché chi ha fatto la società partendo dalla Serie D
allora, tanto tempo fa, è stato il comandante Morace sì, con la sua compagna, che hanno creduto, che hanno costruito, sì, con l'avvento anche del conterraneo Boscaglia, ma ora che sta raccogliendo frutti con la grande esperienza di Serse Cosmi, tant'è che l'essere lì e fare questi risultati sicuramente non è un caso, ma è anche frutto di gioco, di mestiere, di guardiamola questa esperienza. classifica, Gino, guardiamo questa classifica, mamma mia, vedere il Trapani con 56 punti lì fa piacere. Attenzione, perché è una griglia solo da playoff, però è sempre piacevole, no? Certo, è piacevole, sicuramente è una programmazione, è un credere in quello che si fa, è un mettere anche esperienze, professionalità per raggiungere questi risultati. Il Trapani dove può arrivare? Può arrivare secondo te la Serie A quest'anno? Ma tutto è possibile, perché si trova lì a fare, ha la possibilità di andare a fare anche loro i playoff assieme alle altre squadre, perché il punto di differenza sicuramente non pregiudica la possibilità che possa... Ma se dovesse arrivare questa Serie A, io credo che Trapani è prontissima. Sicuramente. Io ho la sensazione, percepisco organizzazione, idee, città pronta per la Serie A. Se ci va il Crotone, perché non ci potrebbe andare? Allora, questo sta a dimostrare che la filosofia dettata l'anno scorso dal presidente Lotito della Lazio era tutta sbagliata. Vi ricordate? Carpi, Frosinone, beffeggiati da Lotito. Allora, se quest'anno ci andrà il Crotone, che è un'altra piccola realtà, e ci potrebbe andare anche il Trapani, che è un'altra piccola realtà, significa che il calcio è di chi ha entusiasmo, della verginità degli ambienti, e non da chi ormai è saturo di fare sempre le solite cose. Bravo, mi piace, questa è una cosa giusta che sta dicendo. E aggiungo, è sicuramente cose sante, benedette. E forse per la prima volta in Italia va avanti chi lo merita. Bravo. Prendete presente tra l'altro che insomma il Crotone che ha un seguito in Calabria tantissimo, perché con la scomparsa di Reggio Calabria, con insomma un campionato amorfo che fa il Catanzaro, lo stesso Cosenza che Lango in serie C, in Lega Pro, sta dimostrando che ha un'idea ben precisa, un'organizzazione ben precisa, quindi onore anche al Crotone. E poi nella fine maggio, nella Riviera di Soverato, ci sarà anche il torneo Franchi delle 20 regioni d'Italia, dilettantistico, cioè il torneo juniors nazionale. Sarà sempre un qualche cosa di positivo per la piazza, di infogliare, di stimolare, una Calabria che sta sognando, sono assolutamente convinto. Tu sei d'accordo che il Trapani può ampiamente andare in Serie A? Io penso che ci sono tutti i presupposti per poter salire. E noi di penalty lo dicevamo un paio di mesi fa. Io lo voglio dire questa cosa. Serse Cosmi è un allenatore di esperienza e credo che in questa realtà trapanese abbia trovato il collante e tutti i presupposti giusti per poter ancora dire la sua in quel che è l'allenatore, perché molti in Serie A non lo davano più come allenatore di prima fascia, in realtà sta smentendo tutti e ciò è sacrosanto dirlo. Ricordiamoci che un'altra persona che sta smentendo tutti è Petkovic, che a gennaio era a Catania. Parli del nuovo attaccante del attaccante che ieri ha risolto la partita. Sì, ok, ha calciato 2 rigori, però se li ha anche procurati. Assolutamente quindi sì. Ieri stava perdendo a Modena il Trapani, poi è arrivata questa reazione di tutta la squadra, è finita la partita 1-4, quindi tanto onore e tanto rispetto a questa squadra, ma soprattutto al suo grande capitano e timoniere che è Serse Cosmi. Bene. Vogliamo ricordare la nostra pagina Sala Stampa di Penalty, perché potete già, se volete, mandarci qualche messaggio in modo che così eventualmente possiamo interloquire anche con i nostri ospiti. Un'ultima battuta e poi cambiamo discorso e ci dirigiamo verso la Lega Pro. Gino, adesso la settimana prossima si gioca in casa, il Trapani ha veramente l'opportunità di allungare e gioca con una partita abbordabile contro questo Ascoli che è molto
poco continuo. Beh, io ritengo che di abbordabile nel calcio non c'è niente. Vabbè, però poi guardi la classifica, sì, bene o male indirettamente lo valuti. Io non sono d'accordo. L'errore sta proprio lì. Quando il calciatore è convinto di essere più bravo rispetto all'avversario, io ritengo che invece va in tilt, va in sofferenza. Quindi bisogna stare attenti. Invece deve essere sempre mantenuta alta la concentrazione, alti gli obiettivi, alta diciamo i risultati che bisogna raggiungere. Antonio, io non sono d'accordo con te, perché oggi l'Ascoli ha battuto ieri sì. l'Ascoli ha battuto la battuta, perché so che ha battuto il Cagliari che è la squadra che doveva, come l'anno scorso il Catania, ed è costato così per questo, per ammazzare il campionato. Si riprendono ammazzare tutti, ma non i campionati. Poi il campionato, come ben sappiamo, si deve vincere sulla carta, sul campo, ed è molto molto difficile. Molto difficile. Va bene, allora, quindi ricapitolando, settimana prossima si parte da una classifica che vede in testa il Crotone con 73 punti, 68 il Cagliari, e poi appunto questa insomma zona caldissima che parte dai 57 dello Spezia, poi 57 del Bari, 56 del Trapani, il 55 del Pescara, che è un po' in fase calante anche se ultimamente si è un po' ripreso, 55 idem per il Cesena, 54 il Novara, e anche il Virtus Entella, che nessuno insomma prevedeva un suo possibile inserimento nei playoff. L'anno scorso è stata ripescata, quest'anno sta svolgendo un ottimo campionato, anche in memoria dell'esperienza dell'anno scorso, perché un anno di esperienza fa sempre, era una squadra, ed è tuttora una squadra molto molto giovane. Perfetto, allora a questo punto voltiamo pagina, perché dobbiamo dedicare questa parte iniziale intanto a due squadre siciliane, l'Akragas e il Messina, e poi come al solito noi approfondiamo molto sul calcio Catania, perché un po' ci appartiene, perché sappiamo tutti insomma le vicissitudini soprattutto della squadra di Catania. Guardiamo subito i risultati insieme a Jenny di Lega Pro. Li commenteremo tutti insieme, perché lì possiamo già capire che probabilmente nella zona alta il Benevento, non dico che ha un piede in Serie B, però almeno ha appoggiato la scarpa. Potrebbe essere la volta buona, perché ci hanno sempre tentato, ma difficilmente sono riusciti in questi ultimi 7 anni. Voglio sentire poi Gino Giacchi che cosa ne pensa. I risultati di Lega Pro insieme alla nostra Jenny. Matera Melfi 2-3, Lecce Agragas 0-0, Catanzaro Paganese 1-0, Casertana Foggia 1-2, Ischia Monopoli 1-2, Catania Lupa Castelli Romani 1-0, Marina Franca Fidelis Andria 0-3, Juve Stabia Messina 2-1, Cosenza Benevento giocherà lunedì alle 20:30. Perfetto, allora intanto hanno scritto male, perché effettivamente è Martina Franca, ma ti hanno scritto Marina Franca, quindi non è uno sbaglio tuo. Ok, perdonatemi. No, ci devi scusare noi, perché ti hanno scritto Marina Franca. Ti ha scritto Marina Franca? Credo di aver sbagliato io. Sto scherzando, ci mancherebbe. Guardiamo anche la classifica, perché dalla classifica possiamo già intuire che nella zona alta c'è bagarre, ma anche nella zona retrocessione insomma le cose non sono ben chiare. Vai Jenny. Benevento 59, Lecce 56, Foggia 56, Casertana 53, Cosenza 51, Matera 48, Fidelis Andria 42, Messina 41, Paganese 38, Agragas 37, Juve Stabia 36, Catanzaro 34, Catania Monopoli 29, Melfi 28, Marina Franca 22, Ischia 21, Lupa Castelli Romani 8. Marina o Martina? Questa volta hai sbagliato tu, perché è Martina Franca. Ah, è Martina allora. È Martina. Okay. Vabbè, succede. Allora Antonio, poi sentiamo anche Gino Giacchi per quanto riguarda questa Lega Pro. Partiamo dal Messina e poi proseguiamo con l'Agragas e poi grande finale col Catania. Allora, il Messina, com'è la situazione? Il Messina, la squadra giallorossa credo è salva. Ha fatto un ottimo campionato, c'è poco da dire, è una squadra che all'inizio ha stentato come l'Agragas, poi ha recuperato.
su questo punto proprio ci sono dei tifosi del Messina che ci mandano delle domande, sì, e noi li salutiamo. C'è Gino che ci dice come giudicate l'operato di mister Arturo Di Napoli per quest'anno, perché sappiamo che è all'esordio. Certo, è vero. Gino, io credo che sia andata bene la stagione per Arturo Di Napoli. Sicuramente sì, perché intanto è stata una squadra ripresa, ripescata, rifatta ex novo, nuovi dirigenti, nuovi tecnici, anzi c'è anche Leo Pellegrino che fa l'allenatore dei portieri, che è amico comune, vecchia conoscenza, amico comune, ed è lì, con il quale ci sentiamo settimanalmente. Mi dice che tutto va bene. Ambiente sereno, salvezza raggiunta, qualche partita giocata un po' più con più tranquillità, vedi Catania. C'è stata la polemica di quel 2-2 famosa, ma non ne parliamo più. Diciamo che il campionato è stato positivo. Quindi diciamo va bene, quello che hanno fatto è già un successo. Va bene, per una squadra che non doveva neanche partecipare. Mantenere la categoria già è il massimo per diciamo, i tempi che corrono. Allora bisogna sperare che la dirigenza abbia l'intelligenza nel valutare che la prossima stagione una piazza come Messina forse deve fare di più. Sicuramente, certamente, perché c'è anche un passato, c'è anche una diciamo popolazione, c'è anche un bacino che può aspirare a cose maggiori. Penso che Messina non ha nulla da invidiare con Crotone. Però attenzione, occhio all'Igea Virtus, che vabbè quest'anno ancora non ha raggiunto l'interregionale, ma è quasi verso l'interregionale. Un'Igea Virtus ambiziosa, sappiamo tutti che per tanti anni insomma la Lega Pro era di casa, a casa di Barcellona. Gentile Ettore, io ti informo, anche perché sono a conoscenza della realtà gestionale della nuova Igea, che un conto è fare il campionato bravo, questo lo sappiamo tutti. Un altro conto è fare la trasferta a Napoli di Serie D, partire il sabato con dei costi contanti notevoli. Allora ecco la famosa programmazione, organizzazione, società. Vabbè, però a Barcellona la Serie Lega Pro l'ha fatta per tanto tempo, quindi probabilmente c'è quel bacino di sponsorizzazione. Siccome siamo ad aprile, hanno tutto il tempo per organizzarsi, per programmarsi e per far sì di fare bene. Perché ancora devono fare interregionale per arrivare al Lega Pro, quindi insomma ancora un po' troppo presto. Allora, Messina promosso da Gino, ma anche tu devo dire che insomma non hai nulla da obiettare su questo Messina. Falso nel derby, ma ormai era una squadra tranquilla, perché si era ampiamente salvata meritatamente gli 11, anzi tutta la squadra, tutta la rosa, i 23 di mister Arturo Di Napoli. Allora, invece adesso parliamo di questo Acragas che ancora una volta stupisce. Un saluto e un abbraccio al mister Rigoli che ci segue sempre. Sì. E gli abbiamo portato fortuna, diciamo. Vabbè, adesso non vogliamo attribuire insomma, capacità che sono limitate, in questo caso poi sono tutte meriti per Pino. Diciamo pure che sorprende, pareggiare a Lecce non è una cosa che fa in 5 paradossalmente negli ultimi minuti potevano anche vincere la partita. Purtroppo l'attaccante dei Giganti ha steccato, ci sta. Però diciamo che questa è una squadra in forma, una squadra di salute, una squadra magicamente stravolta dal tocco della competenza di Pino Rigoli. C'è un nostro diciamo, telespettatore che ci dice ma con Rigoli dall'inizio del campionato questa squadra poteva fare meglio? Guarda, questa è una domanda che voglio girare a Gino, perché lodiamo indubbiamente Pino Rigoli, perché è importante lodarlo, ma la domanda che ha fatto il telespettatore è azzeccata. Cosa sarebbe successo se Pino avesse avuto questa squadra all'inizio della stagione? Allora, intanto Pino è arrivato in campionato in corso, dopo che non ha fatto il campionato di Serie D dell'anno scorso. E non si capisce perché. Perché ci sono dei motivi societari che lo hanno, diciamo, estromesso, escluso dalla direzione tecnica della squadra per i soliti motivi di campanilismo puro nella gestione delle società calcistiche in generale, non dico siciliane. Il fatto che quello che vince però poi bisogna dargli la possibilità di giocare. Il fatto che Pino stia facendo bene è normale per il modo di intendere il calcio di mister Rigoli, per il modo di gestire il gruppo, il modo di avere il rispetto di tutti i calciatori, siano essi piccoli, grandi,
esperienti o meno esperienti, di tenere in grande considerazione tutti, di dare gli giusti stimoli a tutti per far bene. Certo, il fatto di andare a Lecce e pareggiare con la seconda in classifica è già un grande merito, il fatto di aver preso il punto è un grande merito, il fatto di aver portato già quasi alla sicura salvezza l'Agragas è un grande merito che Mister Rigolo si può prendere con la soddisfazione di tutti gli sportivi. Secondo te la prossima stagione, Pino, partendo dall'inizio, potrebbe tentare sicuramente, un grande salto? Sicuramente la scelta dei calciatori sarà solamente sua, così come ha sempre fatto in tutte le categorie, in tutte le piazze dove è allenato, e sicuramente ne può trarre solamente giovamento e facilitazione nell'allestire organici a lui congeniali. Quindi sei molto fiducioso e siamo anche noi convinti che la prossima stagione, se a Pino Rigoli gli si daranno le possibilità, potrà dire la sua per un campionato importante, per una piazza importante qual è Agrigento, che attualmente è in una fase e magari di chissà, crescita. anche il salto in Serie B, perché merita. Cioè, però Serie B non si inventa. Però guarda, se vedi, non si inventa. Giusto, sacrosanto, però non che non ne abbiano no, sì, non la chiaro, inventi, no, non la però inventi. è anche vero che è una squadra, il passo di questa squadra nel girone di ritorno è stato da promozione. Assolutamente sì. Quindi diciamolo questo, una squadra che fa 8 vittorie consecutive, certo, è tanta roba. È tanta. Allora, abbiamo come al solito lasciato per ultimo il Catania perché gli dedichiamo insomma una parte più sostanziosa, perché adesso ci fermiamo, c'è un altro break pubblicitario e poi grande finale perché dobbiamo capire dove andrà il Catania. Dove andrà il Catania? Speriamo che si salvi. Speriamo Ce lo auguriamo tutti i tifosi a Catania sicuramente. La battuta gliela dica Gino, vediamo un po' che mi dice. Gino, dove andrà il Catania? Il Catania si salverà e resterà nel campionato di Lega Pro. Sì, ma tutti mi avete detto la stessa cosa, ma io dico il Catania dove andrà, cioè dove si collocherà il Catania? Questo è il grande quesito che abbiamo a Catania in questo momento, cioè il Catania dove dovrà andare? Allora, intanto quest'anno secondo me ha fatto bene, nonostante la situazione di classifica, perché da dove proviene a dove è già un miracolo. È già un miracolo. Va bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità insieme a Jenny e poi subito grande finale col calcio Catania. Torniamo solo tra qualche istante, restate con noi. Pubblicità. Allora, cara Marina, scusa, cara Jenny, sto scherzando, ci mancherebbe. Allora, vogliamo ricordare che giorno 6 di giugno ci sarà la finale, la terza edizione del galà del Penalty Awards. Ci saranno poi i particolari che daremo già a partire da tra qualche settimana. Ingresso gratuito, diremo dove si svolgerà, sarà una manifestazione importante perché già dall'anno scorso ha avuto una bella risonanza regionale, si premieranno i migliori giocatori, i migliori atleti, ci saranno personaggi del mondo dello sport che verranno premiati, sarà veramente una festa che concluderà la stagione di penalty. Quest'anno la quinta stagione, tu sei già da 2 anni qui con noi, bene, contento. Sì. Vabbè, lo so che vuoi dire che sarai la coreografa che ballerà la sigla iniziale, dillo. Sì, sarò la coreografa. Ettore, dai, non sveliamoli questi segreti, tanto non mi riconoscerà nessuno. Come non ti riconoscerà? Certo, no. Vabbè, ok, vabbè. Impossibile. Ci vogliamo credere? Ci crediamo, dai, vabbè. Allora, parliamo del Catania. Okay. Sono arrivate già delle domande da formulare anche al nostro ospite? Diciamo che la prima è quella di Antonio, e dice: Plasmati sembra più in forma di Khalil, perché non farlo giocare più spesso? Tra l'altro Plasmati che ha salvato questa situazione, all'86esimo. Questo gol all'86esimo, caro Gino, è stata
una manna dal cielo, perché se non fosse arrivato questo gol il Catania sarebbe stato veramente inguaiato. Cortesemente dalla regia, se mi mandano la classifica, così insieme a Gino la possiamo anche insomma inquadrare ancora meglio, questa classifica che vede il Catania con 29 punti insieme al Monopoli, però in questo caso con lo scontro diretto attualmente il Catania è salvo. Melfi con 28 punti, 22 Martina Franca, e poi il 21 dell'Ischia con meno 4 di penalizzazione. Beh, certamente il fatto che il Catania anche con l'ultimo in classifica soffra è qualcosa di non bello. Però il fatto che alla fine 3 punti sono arrivati è la cosa positiva, diciamo, era l'obiettivo. Diciamo che è l'unica cosa positiva, poi per il resto bisogna prendere poco, certo, perché contro una squadra che in questo momento è ultima in classifica con 8 punti non puoi vincere all'86, c'è qualcosa che non va. Io voglio sempre, diciamo, assolvere il Catania perché per tutto quello che è successo alla fine ha anche recuperato i 10 punti, alla fine si trova qua, poi ci sono state tutte le vicende societarie ben note, ben conosciute, che sicuramente a una squadra di calcio tolgono tranquillità, tolgono serenità, tolgono concentrazione, tolgono sicurezza, si entra in stress, in ansia e non c'è più quella serenità di gruppo, di squadra che deve avere e che deve raggiungere gli obiettivi. Quindi da un lato tu sei ottimista, però giustamente sei sempre sul chi va là, perché comunque non bisogna mollare. Io sono convinto che la gestione del Catania di quest'anno, Marcello Pitino, Ferrigno, Buonanno, quello che hanno fatto è qualcosa secondo me di positivo da complementarsi con loro, perché le motivazioni sono altre, non sono quelle certo, tecniche. La situazione societaria in questo momento è che sì, un punto interrogativo probabilmente non incide, però è anche vero che il tasso tecnico di questa squadra non giustifica il fatto che sei in una zona pericolosissima della classifica. Ma l'esperienza, la volontà, la piazza, l'entusiasmo, gli stimoli saranno quelli che poi tireranno fuori a questa squadra e che si salverà con la speranza di riorganizzarsi e di fare bene nel futuro. Speriamo bene. Antonio, allora qualche altra domanda che è arrivata nella pagina Facebook Sala Stampa di Penalty, in modo che così possiamo eventualmente insomma, cercare di dare una motivazione in più a questa squadra, a questa società. Allora, intanto correggiamo un attimo una cosa, sì. Ci siamo accorti che il Catania, nella classifica del Catania, che se va in onda dalla regia per favore, in pratica non sono stati ancora messi, non è stata aggiornata la classifica i punti del Catania e del Monopoli, quindi sia Catania che Monopoli sono a quota 32 e non a 29, è giusto dirlo. Nostro errore, chiediamo scusa. Quindi il Catania a 32 ha soli 2 punti dal Catanzaro, ovviamente è, come ti ho detto, come ho detto sempre, è una corsa a 3, ma ora attenzione perché si è inserito anche Melfi. Ricordiamo che il Catania dovrà giocare fuori casa contro il Benevento, è partita difficilissima come tu ben sai, poi c'ha uno scontro diretto contro il Melfi in casa, poi dovrà andare in trasferta nel campo della Paganese, ostico, un po' per tutte le squadre di Lega Regionale C. Da sempre Pagani è una tappa molto difficile per il Catania. E poi in casa contro la Fidelisandria, che si presume, ma sottolineiamo sempre si presume, sia salva e non abbia più niente da chiedere al campionato. Quanti punti mancano secondo te allora per salvarsi? Credo che ancora si debba arrivare a quota 38-40. Ma sono tanti. Sono tanti, però per adesso la matematica, io parlo di matematica, è quella. Ovviamente, secondo me, superati i 37 si potrebbe anche far bene, si potrebbe anche essere salvi, però diciamo che ancora la strada è lunga perché ci sono tantissimi scontri diretti. Vedi il Catanzaro che dovrà ancora giocare contro il Monopoli e contro il Melfi. Ma non guardiamo a casa degli altri, guardiamo a casa nostra, pensiamo ai nostri risultati. Gino, sei d'accordo? Perché dobbiamo dire, ma il Catanzaro deve andare a giocare lì, forse chissà se... Sì. Pensiamo a noi che già domenica prossima andiamo a Benevento con una squadra allenata da Uteri, allenatore siciliano che io apprezzo tantissimo, dove sarà difficile portare via punti, sarà molto difficile, e siccome il Catania appena subisce un gol
subisce poi subito il KO del 2-0, non gioca più e lo dimostrano i risultati. Non lo sto dicendo tanto per dirlo. Ma in forza di questo avvalora la tua ipotesi, la tua tesi, anche Augusto, che in pratica ci dice che perché i tecnici siciliani non sono considerati prime scelte nelle prime squadre dei campionati, vedi Rigoli, vedi anche Auteri, quest'anno a Benevento sta dimostrando di essere veramente un ottimo allenatore. Auteri aveva già vinto i campionati, Marino aveva già vinto i campionati Auteri, quindi voglio dire hanno Cera, alla Lanciano. Quindi voglio dire, Auteri già si conosce che è un allenatore quotato in Lega Pro. Magari qualche tifoso della Sassuolo pensava di avere un Auteri, un allenatore, diciamo un allenatore siciliano, un Auteri, un Rigoli sulla panchina rossa-azzurra, magari. Questa cosa non è avvenuta perché probabilmente la società, che ha ancora una mentalità di Serie B, non vede in allenatori siciliani la giusta medicina di equilibrio all'interno di uno spogliatoio. Ma può essere anche perché l'allenatore di fuori non ha condizionamenti della piazza, ambientali, perché voi che siete di Catania sicuramente meglio e più di me sapete che lì c'è tutta un... Non si è mai profeti in patria, c'è anche questo slogan secondo me, c'è un allenatore catanese è giusto o che quantomeno siciliano. L'allenatore si fa le scelte tecniche libere solo sotto l'aspetto tecnico e non sotto altri aspetti che possono influenzare cose non tecniche. È vero, diciamo è vero, questo. Ecco. È vero, è vero. Allora, siccome abbiamo saputo che il programma di Alessio Patti oggi è pieno di ospiti, immagini, video e soprattutto un quadro completo dei 4 gironi di Serie C2, noi chiuderemo leggermente in anticipo sala stampa di penalty proprio per dare spazio di più al penalty futsal, che è seguitissimo tra l'altro, e siamo contenti perché Video Mediterraneo ha sposato anche la lettura di questi campionati, di questo sport a 360 gradi, proprio organizzando un vero e proprio programma grazie anche alla collaborazione di Play Village. Quindi chiudendo qualche minuto prima abbiamo giusto il tempo di fare il sunto finale e darci una risposta ad una domanda secca. C'è una domanda, dove arriveremo? Dove arriveremo? Dove arriverà il Catania? Io mi auguro la salvezza. La salvezza. Sì, ma la strada è difficile e lunga, è tortuosa. Il problema è un altro. Il problema è che un tifoso del Catania, sì? Antonio Danno, ci dice abbiamo sentito parlare di Villar, Vergara, ma qual è il futuro di questo Catania? Dal punto di vista societario, questa credo sia Devo risponderti? No, non ti posso rispondere, non lo sappiamo. Cioè, io credo che attendiamo con ansia che qualcuno insomma prenda in mano questa situazione, questa patata bollente, perché è una patata bollente, e poi vedremo come andrà a finire. Molti pensano che sia stato proprio lo stesso Bianco promotore, sindaco Bianco promotore di questo. Confermo che il sindaco Bianco in prima linea sta coordinando gli incontri da quelli che sono i possibili acquirenti nuovi del pacchetto Catania, che come tutti ben sanno non è solo il calcio Catania ma anche Torre del Grifo, quindi un budget considerevole, quindi ci vuole un imprenditore considerevole che acquisti il tutto e rilanci il calcio a Catania col progetto anche dello stadio, e qui mi fermo. Gino Giacchi, allora voglio soltanto come al solito ringraziarti per la tua squisita partecipazione all'interno della nostra trasmissione, ricordando ancora una volta gli impegni del tuo gruppo. Grazie anche dell'invito che tu mi fai, e con piacere io rispondo presente. Vero. Perché per il gruppo intendo sia quello dell'allenatore che quello dei calciatori. Quello dei calciatori, noi ci apprestiamo a fare l'assemblea il 9 maggio a Milano per eleggere il rinnovo del quadriennio dal Presidente. Penso che Tommasi sarà dal Presidente eccetera eccetera. Mentre per l'AIAC si va anche in questa direzione, a parte il corso che già ho detto ad inizio di trasmissione, e poi naturalmente siamo anche proiettati nella riconferma dell'ingegnere Santino Lopresti a Presidente del Comitato Regionale Sicilia, che saranno fatte in autunno le elezioni. Credo che comunque il Presidente abbia messo tanta determinazione da quando ha preso in mano dopo Morgana
la federazione calcio. A me piace identificarlo come il presidente vicino alle società, perché è uno che proviene dalle società ed è uno che cerca di dare una mano anche per la congiuntura economica, per la crisi che c'è, è sempre uno che è molto vicino. Io chiederei soltanto una cosa al presidente, senza che si arrabbia. Insomma, il prossimo anno non è, credo, necessario troppo il gruppo dei ripescaggi. Qualche girone in meno, con la certezza che i campionati iniziano e finiscono, con tutte le squadre che partecipano. Siccome io come delegato regionale IC faccio parte del consiglio direttivo, sei d'accordo con quello che dico? Non si ragiona così, ma si ragiona per numeri già costituiti e per budget. La Sicilia, per diciamo, il numero delle società, ha diritto a fare 2 gironi di eccellenza, 4 di promozione. Sì, ma se nei 4 gironi di promozione, insomma, abbiamo problemi economici, molte squadre hanno problemi per le trasferte, qualcuno rinuncia, San Gregorio Docet, cioè, voglio dire, questa necessità obbligata. Quella è poca serietà da parte di chi magari parte, anche se facilitato in determinate cose, e poi magari si ritira e viene meno all'impegno preso. Ma diciamo che il target dei campionati, secondo me, devono restare questi, perché altrimenti diciamo, non si va avanti, si perde questa forza proprio come federazione siciliana. Sì. Non si va avanti, ma si va indietro. Benissimo, allora voglio anche ricordare... Io sono con l'ingegnere Lopresti proprio per questa... No, ma su questo sono d'accordo, perché poi lui è un tipo operativo. La mia era soltanto forse una provocazione, però poi ma chissà se mai succederà. Perché è chiaro che una federazione con 2 gironi di eccellenza, una federazione siciliana con 2 gironi di eccellenza e 4 di promozione, ha grande valore poi a livello nazionale, su questo non ci piove. Allora voglio ricordare che giorno 18 a Torre del Grifo c'è questo appuntamento organizzato dal Comitato Provinciale di Catania, nella figura del suo presidente Renato Marletta, con anche l'organizzazione naturalmente del segretario Salvo Arcidiacono, appuntamento dove tu sarai invitato, perché questa è un'occasione per festeggiare ancora una volta questa associazione, l'associazione degli allenatori, 50 anni di questa associazione che sta migliorando anno dopo anno, perché si è presi coscienza un po' tutti che il consorzio, l'unione fa la forza e si diventa numeri. Ok? Vero, grazie, ti aspetto lunedì 18 Torre del Grifo di Catania. Comunque la festa è aperta a tutti, potete benissimo venirci a trovare, perché avrete modo anche di conoscere insomma quella che è stata la federazione e quella che sarà la federazione degli allenatori, almeno per quanto riguarda anche e soprattutto il comitato di Catania. Voglio salutare personalmente, perché poi so che tu rimani per il futsal, Antonio Lapisarda. Buonasera a te, Ettore. Buon proseguo. Grazie. Io ho finito per questa sera. E con Alessio guiderai insomma il programma di futsal. Esattamente, ci sono novità dal posticipo, sempre 2-0 per... No, non ci sono novità, è rimasto fermo. Però diciamo che si è infortunato Lazar, che abbiamo detto che è stato esterno molto vicino alla Juventus, si è infortunato, al suo posto è entrato Brugman, diciamo che piove sul bagnato per la squadra rossonera. Speriamo che anche la squadra rossonera come quella rossazzurra possa risollevarsi e mantenere la categoria. Perfetto, grazie ad Antonio Rapisarda. Grazie a te. Saluto solamente perché io lascio il programma, mentre invece lei rimane con il futsal di Alessio Patti, la nostra Jenny, che rivedremo non settimana prossima ma la successiva, perché la settimana prossima ritorna Federica Di Benedetto. Grazie, buon proseguo cara Jenny. Io invece che dirvi, vi ringrazio per essere stati con il sottoscritto. Adesso vi lascio con Alessio Patti, che continuerà questa straordinaria domenica tutta sportiva di Video Mediterraneo. Per quel che mi riguarda vi do appuntamento a domani mattina a partire dalle 7:30 con il risveglio mattutino di Video Mediterraneo. Arriverà il coffee time tra le 7:30 sino alle 8:40 e vi auguro in questo caso il buon proseguo domenicale con lo sport tutto siciliano di Video Mediterraneo. Arrivederci a tutti.